Inaugurato a Castelfranco Veneto il nuovo asilo notturno per il servizio dell'emergenza freddo nell'ambito territoriale sociale, pensato per offrire riparo e sostegno alle persone più fragili durante i mesi invernali. Il servizio è attivo negli spazi dell'ex Casa Cattani in via Loreggia di Salvarosa ed è frutto di una coprogettazione tra il comune di Castelfranco, capofila dell'ambito, e un ampio partenariato del terzo settore. Presenti, oltre al sindaco Stefano Marcon, anche l'assessore al sociale Oscar Miotti e i rappresentanti delle cooperative che gestiranno la struttura. Un servizio pensato per uomini adulti senza dimora proveniente dai 29 comuni della TS Veneto e non si limita all'emergenza, ma punta a costruire percorsi di inclusione e autonomia anche attraverso correzioni in corso d'opera che saranno valutate di volta in volta. Partiamo, si collabora, si ragiona assieme e poi cercheremo di dare queste risposte a questo problema che purtroppo affligge sempre di più le nostre comunità. Grazie. Il servizio, gestito da un'associazione temporanea d'impresa composta dalle cooperative Una Casa per l'Uomo, L'Incontro, Temis, la S e Città Solare, garantisce fino a 14 posti letto e un luogo caldo, sicuro e dignitoso. Oltre al riparo notturno, la struttura fornisce anche cena e colazione, servizi igienici, spazi di accoglienza e il supporto costante degli operatori sociali in coordinamento con la rete dei servizi sociali e sanitari del territorio. Questo è un primo passo di progetto più ampio che dal 2026 prevede nuovi posti letto, appartamenti di co-housing e un servizio di pronto intervento sociale. L'obiettivo è chiaro: nessuno deve affrontare l'inverno da solo.